È stata una semplice caduta, per raccogliere una penna sono inciampato e ho sbattuto sullo spigolo della sedia. La sua voce è quella di un ragazzo finito in un incubo, ma dice lui stesso non per quello che viene raccontato in queste ore. Vessato, umiliato e infine picchiato dai bulli tra i banchi di scuola? No, lo studente di quinta superiore dell'Istituto Giorgi, protagonista involontario di una notizia che ha fatto il giro del web e non solo, smentisce tutto. Una notizia agghiacciante, quella che narrava di questo ragazzo preso di mira da molto tempo da un gruppetto di 5 compagni, pronti a deriderlo e umiliarlo costantemente, arrivando infine a lanciargli una spillatrice in faccia e procurandogli una lesione curata in ospedale con alcuni punti di sutura. Voci che si sarebbero rincorsi fino a diffondere la notizia. Ci sarebbe anche un video girato di nascosto nel quale si vedrebbe il ragazzo sanguinante, immagini finite in una chiavetta USB ma che non mostrerebbero un'azione violenta. Racconta il giovane, non c'è stata alcuna aggressione, si è trattato di una caduta accidentale della quale la scuola stessa era a conoscenza. I vertici del Giorgi sono categorici. Episodi del genere nella nostra scuola non si sono verificati e inoltre la nostra è una scuola particolarmente attenta alla difesa dei nostri studenti e all'azione nei confronti del bullismo. Il provveditore agli studi, Barbara Sardella, ha promesso di approfondire la questione, ma di fronte alla smentita categorica dell'episodio resta l'interrogativo di come questo sia potuto accadere. Una vendetta nei confronti di qualcuno? Questa notizia è stata ingigantita per niente, ma da qualcuno che forse ha qualche problema con qualche professore o con qualche altro nostro compagno di classe. La cosa che mi preoccupa possono essere le ripercussioni a danno di uno studente che è stato ingiustamente coinvolto, tra l'altro uno dei nostri migliori studenti. Una cosa è certa, per il ragazzo si tratta di riflettori poco graditi, una specie di incubo piombato dal nulla. Spero di svegliarmi domani mattina e questa storia sia finita.